vissuto quei momenti e li ho vissuti in prima persona. Sì, lei si è rifugiata a Sant'Ulemo, nella grotta... Nella grotta c'era una discesa, adesso ci hanno fatto il coso di Arezzo, ma prima non c'era niente, era tutta roccia. Ce n'erano in San Guglielmo, così come c'erano nel giardino pubblico. E com'era questa grotta? Com'era? Grandissima, però era sotto. C'era una discesa e noi andavamo sotto dove c'è adesso la clinica di Arezzo. Gli ospedali che funzionavano in quel periodo erano l'ospedale civile e la clinica Arezzo. Lì, quella grotta era sotto, dove c'è proprio... dove hanno fatto Arezzo. Russo Giuseppina. E anche lei si è rifugiata nelle grotte della clinica Resu. Ricorda il nome di quella grotta? Sant'Elemo. Prima si chiamava Sant'Elemo. Quindi era una grotta molto grande. Molto grande, eravamo molte. Ma di roccia o di cemento? Rocce, proprio le rocce ci sono. E poi si vedono. Papà come sentiva la prima sirena, eravamo 3 sorelle, a chi andava scalza, a chi con la sottoveste, perché avevamo paura. La prima, e allora papà diceva curre a sorridere. Tutti coricati per terra. Mettevamo coperte a chi lenzuola, tutte vicino. Tutti coricati per terra. In quanti eravate dentro il rifugio? Noi, non lo so, questo non eravamo tante, tutto il rione c'era. Il giorno che è successo il disastro, mio padre ci stava portando qui, che sono successi anche i morti qui. A metà mio padre ci ha preso, no, andiamo su, andato a Sant'Elemo. Mio padre era napoletano. Ma si sentiva di notte, specialmente quando eravamo glo. Dicevo, ma cos'è? Niente, non è niente. Invece era l'acqua che c'è sotto, c'è l'acqua sotto. E allora si è organizzato un vero e proprio ospedale di guerra, organizzato dalla Croce Rossa italiana, proprio nella grotta principale di San Guglielmo. Ci avevano fatto dei muri. E c'era una camerata nella quale dormivano i militari che prestavano a turno servizio di controllo e di difesa dell'ospedale San Giorgio. L'umido c'era. Le crocerossine assistevano i feriti gravi e addirittura qualche donna aveva partorito. La grotta era enorme, bella, bianca. Ma è rimasta nella memoria dei cagliaritani, nelle crocerossine che ci hanno lavorato, nei medici come Ligas e come Giuliano Testa e come Pirastro. Quanto è importante a parer suo la grotta di San Guglielmo? E costituisce, secondo me, una fonte preziosa che andrebbe studiata rapidamente. Molte grazie. E spero che il suo servizio contribuisca in qualche modo a incoraggiare queste ricerche. Non si chiede l'età a una signora, ma lei quanti anni aveva quando nel 43, sotto i bombardamenti? Io sono del 30, 13 anni neanche. Mi ricordi il suo nome e cognome, signora? No. Nome e cognome? No. Silvana Pace. Ma se si chiama te con cala. La zia di Sara.